Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il collega, volto noto, televisivo, sportivo, ma soprattutto questa settimana inviato di Libero al Festival di Sanremo, Fabrizio Biasin, che dovrebbe essere in collegamento. Ci sei, Fabrizio? Buongiorno direttore, è un piacere sentirti. È praticamente la fossa delle Marianne di questa rubrica se chiamate me. Siete Sì, veramente no, eravamo in emergenza assoluta oggi. bene. Ti ringrazio però perché so che più o meno sei andato a letto mezz'ora fa, quindi insomma ti ringrazio di aver risposto. Gli orari sono abbastanza curiosi, fantoziani. Diciamo che siamo andati a letto verso le 4 del mattino, però è già ripartita la macchina di Sanremo. Per fortuna siamo almeno due, Sì, penultima giornata e poi si torna a casa. vedi la luce, diciamo, vagamente. Più o meno. Io ti tranquillizzo, non essendo noi giornalismo serio, mainstream, altolocato, non ti chiederò in permessa una professione di antifascismo per parlare di Sanremo, ecco. Okay. Ma sai che ormai è obbligatoria, la domanda credo che sia il passepartout, cioè se vuoi entrare in una pizzeria te lo chiedono, se vuoi andare a bere un caffè, cioè, non puoi non rispondere. No, è vero, una domanda obbligatoria, vabbè, consideriamola espletata, dai. Sì, procediamo oltre. Procediamo oltre, però ti devo dire che tu sei un pazzo, perché nel tuo pezzo di oggi Bene. su Libero, che si intitola Miriam Leone, Clara e la Lamborghini, un tris di regime, e tu indugi sull'avvenenza di queste tre signorine, e Tu sai che pensa cioè, è grave, eh? tu pensa che inizialmente il titolo voleva essere anche un pochino più alla vecchia maniera, no? Quando si potevano strillare un po' di più i titoli. Giovedì gnocchi si faceva una volta. No? Sì, E, certo. sì, però abbiamo preferito restare sul terra perché ormai non si può più fare scrivere niente, lo sai meglio di me, no? Il rischio è che si offenda qualcuno, se si arrabbi qualcuno, quindi abbiamo lasciato perdere. Però effettivamente ieri è stata una serata dove abbiamo visto tanta bellezza, se si può ancora dire, direi di Allora, sì. non ne sono sicuro, ma noi lo facciamo comunque. Ecco. Mi sento di sottoscrivere questa tua affermazione sulle tre signore di cui sopra. Del resto se le hanno scelte sicuramente per la loro bravura, però quando scende dalle scale Miriam Leone, ex Miss Italia, che tra l'altro ha rivendicato il suo ruolo di ex Miss Italia, quindi fa piacere che qualcuno si ricordi che in questo paese si può ancora parlare di bellezza. Certo, assolutamente. Volevo dire, a questo proposito, si è un po' detto no, in questi giorni, è un po' il festival della normalizzazione, no? Carlo Conti un po' come grande normalizzatore. Allora, un direttore che credo conosca anche tu di vista, che ha una rubrica su Radio Libertà e si chiama Vittorio Feltri, Sì, ci ha detto, abbastanza. lo conosce abbastanza, ci ha detto l'altro giorno che Conti è perfetto per incarnare, diciamo, la medietà collettiva, la normalità collettiva come un perfetto impiegato della Cariplo. Forse è proprio quello che ci serviva, però, no? Non sentivo Cariplo dall'86, devo dire. E no, diciamo che è il personaggio ideale per traghettare il festival dopo il quinquennio Amadeus, in quella che potrebbe diventare una nuova era, potrebbe rimanere anche questa, cioè qui siamo secondo me nella fase del finché la barca va. Sono arrivati 5 anni di grandi ascolti, di rivoluzione in una certa maniera del festival, che prima diciamo era un po' appannaggio solo degli ultra settantenni, adesso invece piace un po' a tutte le generazioni. Conte è arrivato e un po' come il primo Allegri alla Juventus nel post Conte Attenzione. ha scelto di non toccare niente, cioè andiamo avanti così, belli sereni, gli ascolti arrivano, cerchiamo di non fare troppa confusione e infatti ti dico la verità, sono anche un po' giorni, non dico di noia, però non è che stia capitando chissà che cosa qui a Sanremo. Noi eravamo abituati a Bugo e Morgan che scendevano dal palco, invece in questo momento succede un po' poco, però forse va bene anche così, cioè questa è una stagione abbastanza tranquilla dove i cantanti cantano, i comici provano a far ridere, insomma non ci sono grosse cose da raccontare. Sì, un po' un ritorno alla normalità, ma non vorrei scomodare l'elezione di Trump in America, ma c'è un generale ritorno alla normalità, diciamo, dalla Casa Bianca a Sanremo, ecco.
Sì, ma guarda, io ti conosco molto bene, Giovanni. Stavo aspettando il momento in cui mi tiravi in mezzo Trump, è arrivato dopo 10 minuti, Non e potevo non quindi direi farlo. che anche in questo caso abbiamo spletato. Ero indeciso tra Trump e quel pallone dell'Inter fuori di mezzo chilometro, però insomma sono andato su Ah, Trump. quel pallone dell'Inter che poi si è trasformato in un calcio d'angolo e il calcio d'angolo si è trasformato in un gol. Non mi stai parlando invece del rigore nell'azione successiva per la squadra viola? No, ma non voglio uscire dal tema, quindi non ne parlerò. No, in realtà Come vuoi, se vuoi parliamo anche di Champions League. Andiamo in non, Olanda? non la seguo perché c'era una partita di cricket quella sera e ho preferito virare sul cricket. Lo Eh, so che sei un grande appassionato. no, però quello che dicevi tu prima, che è effettivamente la fotografia autentica di questo Sanremo, ha fatto un po', diciamo, ho visto che l'ha riportato Libero, tra l'altro, ha fatto un po' incazzare il PD, nel senso che Matteo Orfini, responsabile Commissione Cultura del PD, ha detto riportare al centro le canzoni va bene, ma senza monologhi e brani di un certo tipo, senza un rap colto, la manifestazione risulta scarica. Cioè loro però si erano un po' abituati che Sanremo fosse una succursale, insomma, della loro sede, ecco. No, invece guarda, se c'è una cosa benedetta che io credo bisognerebbe fare applausi a Carlo Conti da qui al 3000, è il fatto che ci ha tolto questi inutili pippotti da un quarto d'ora l'uno, dove il protagonista di turno prova niente altro che celebrare se stesso dicendo delle banalità su qualunque tipo di argomento, cioè di questi monologhi francamente non se ne poteva più. In realtà esistono invece altri momenti in cui succedono altre cose. Stasera il buon Paolo Kissisoglu, l'altra metà di Luca Bizzarri, Sì? canterà insieme a sua figlia una canzone, secondo me, io ho avuto la possibilità di ascoltare in anteprima, molto significativa, dove si parla di cose molto importanti, non vi spoilerò niente, in una maniera originale. Invece di star lì a sentire un quarto d'ora di monologo inutile, ci ascoltiamo invece un pensiero ben costruito, ben raccontato, e vedrete che vi piacerà. Ah, qui ci ha incuriosito tanto, anche perché in effetti, tornando alle edizioni precedenti, il monologo ha come premessa che qualcuno abbia delle cose da dire. Diciamo che non Sì. sempre era stato così, ecco, non sempre era stato così. E no, più che altro sembravano tutti un po' forzati. Ecco, tocca a te, cosa mi vuoi raccontare? Non lo so, io porto Leopardi, sai quando la maturità, tema libero, cosa vuoi portare? Io ho Ungaretti, vabbè, dimmi la tua. Sì, certo, era un po' un jukebox più che altro. Ti volevo chiedere invece, visto che in effetti sono state riportate al centro le canzoni, quindi qualcosa delle canzoni dovremo pur dire, ti trasferisco una personalissima impressione da dilettante assoluto, cioè ne capisco ancora meno che di calcio, quindi Anche io. bene, ottimo. Io ho avuto questa impressione però, non è una valutazione, è proprio una cosa descrittiva, che a questo Sanremo esiste la canzone di Cristicchi e tutte le altre, ma come dimensione, diciamo, come tipologia, no? Questo non implica una gerarchia, però mi sembra che la canzone di Cristicchi abbia una sua specificità proprio sua, ecco. Allora, se stiamo parlando di scrittura, diciamo che possiamo parlare di due canzoni, quella di Cristicchi che tu hai citato, quella di Bruno Risas. Entrambe, tra l'altro, parlano di una dimensione familiare, no? Il Cristicchi parla della mamma malata di Alzheimer, e invece Bruno Risas si rivolge alla figlia che sta crescendo. E diciamo che sono su un altro pianeta quanto a scrittura. A livello musicale ognuno ha la sua valutazione soggettiva, ci mancherebbe altro, però effettivamente sono i due testi un pochino più profondi rispetto agli altri, che si limitano tendenzialmente a parlare di cuore, amore, e speriamo che il mio amore funzioni e il tuo no. Certo. Però in generale effettivamente Cristicchi sta facendo parlare perché quel testo ti entra dentro, perché sono situazioni e condizioni che magari uno conosce oppure che teme di dover conoscere, quindi è certamente la canzone che ha avuto il maggiore impatto. Ripeto, a livello musicale poi se ne può parlare, perché effettivamente è più una poesia che una canzone. Sì, certo, è molto eccentrica rispetto alla regola sanremese, diciamo. Mentre parlavi, mi è arrivata questa notifica da Repubblica, te la leggo in diretta, non so come dire Sì, cosa è successo a monte. Tony F è arrabbiatissimo perché non gli ha fatto mettere la collana, il mio Sanremo sì. finisce qui addirittura. Ma cos'è questo affair della collana? Allora, cosa è successo? Praticamente ieri Tony F stava entrando sul palco con questo catenaccio d'oro, diciamo,
che per me e per te è un catenaccio d'oro e basta, invece per chi frequenta certi ambienti è uno status symbol in qualche maniera, no? E evidentemente insieme al catenaccio ci sono anche marchi riconoscibili. Siccome la Rai è terrorizzata da quello che è successo l'anno scorso, no? con gli sponsor e i marchi in vista che poi non si potevano mostrare, tende a togliere tutto quello che può comportare dei problemi. Nel caso specifico, via il catenaccio. Tony F, che vive di queste cose, si è offeso tantissimo, è andato a Radio 2 e ha denunciato la cosa dicendo: adesso mi sentirete, adesso vedete, io impazzisco per il mio catenaccio. Se mi dici che si ritira, io credo che faccia anche un po', diciamo, la fortuna di tutti noi. Cioè, io penso che ci sta facendo un gran regalo. Sì, cioè, anche perché tra l'altro l'avevo visto, come dirti, vestito in modo più borghese, diciamo, però poi alla fine Insomma, Borghè praticamente è nudo, è come mamma l'ha fatto, solo che non te ne accorgi perché è completamente tatuato, quindi sembra vestito. Ah, ecco, era quello l'inganno. Era, Certo. giusto, era quello l'inganno. Senti, l'altro tuo pezzo su Libero di oggi, uno era appunto quel pezzo sessista da cui dobbiamo prendere distanze, che, come dire, parlava ancora di Una bellezza vergogna. femminile, una cosa... ma di fianco c'è un pezzo su Onestamente, il meccanismo di voto del festival, che mi sembra più complicato del meccanismo dei grandi elettori delle presidenziali americane, che non è, come dire, banale, no? Puoi spiegare a noi comuni mortali cosa diavolo consiste questo sistema di voto? Allora, è tutto molto complicato. Cerchiamo di semplificare la cosa, perché qual è il problema? Il problema è che ci avviciniamo alla fine e come tutti gli anni, quando si arriva nella zona delle premiazioni, si crea tanta confusione, perché il rischio, il pericolo, il paese pensa che ci sia un manipolo di giornalisti, nel caso specifico quelli della sala stampa di Sanremo, che indirizzano le votazioni, no? Quindi anche tu, tra l'altro. Certo, io sono uno dei, diciamo, quelli che vengono colpevolizzati di questa cosa anno dopo anno. Per ovviare a questa cosa, quest'anno hanno leggermente modificato le regole e quindi martedì hanno votato solo i giornalisti, mercoledì e giovedì hanno votato le radio e il televoto. Questa sera non vota nessuno, o meglio, c'è una gara ma non c'entra con la gara generale, e domani voteranno 34% televoto, 33% i giornalisti, 33% le radio. Quando si arriverà alla fine e quindi in base a tutte le votazioni ci saranno 5 canzoni, definiamole finaliste, si tornerà a votare, solo che a differenza dell'anno scorso il televoto avrà un potere superiore, perché qualunque telespettatore potrà dare 3 voti, anche 3 voti allo stesso cantante, mentre il giornalista nella sala stampa dovrà votare tutti e 5 i finalisti da 1 a 5 voti. Okay. Questa cosa, ti sintetizzo il tutto, significa che il televoto avrà un pochino più di potere, e siccome ci sono dei celebri influencer, nel caso specifico legati al mondo delle scommesse, che stanno dicendo votate tutti per Rocco Hunt così facciamo il grano, il rischio è che si generi una situazione abbastanza spiacevole, in cui vengono premiati artisti non per la loro capacità artistica, ma per fare dei soldi. Ma è come dire, come si fa a ovviare a questo rischio? La Rai risponde che in realtà non esiste questa cosa, che noi stiamo sbagliando a dire queste cose qui, perché da un punto di vista matematico e statistico in realtà è tutto come l'anno passato. Io non ne sono così convinto, secondo me invece il rischio c'è, però speriamo di sbagliarci tutti noi. Detto questo, ieri Carlo Conti in conferenza stampa è andato un po' lungo dicendo vabbè, tanto voi giornalisti siete bravi a organizzarvi come l'anno scorso. Insomma, i giornalisti all'uso esplicitamente. Sì, e i giornalisti permalosissimi si sono offesi, tutti noi indignati. Ma tu ti eri organizzato l'anno scorso, di la verità. Ma guarda che c'è questa cosa dei giornalisti che si parlano tra di loro e dicono facciamo così, facciamo così, ma in realtà ognuno pensa a portare a casa la pellaccia qua a Sanremo, bisogna sperare di arrivare a sera e essere ancora in piedi. Sì, capisco, anche perché gli orari, il pezzo da scrivere, insomma, ci sono delle esigenze. Poi sai, tu conosci molto bene le tempistiche dei quotidiani in particolare, e siccome praticamente i quotidiani vanno in stampa quando Sanremo è neanche a metà, è tutto abbastanza complicato. Sì, direi di sì. Ma invece scusami, oggi è la serata delle cover, se non sbaglio. Oggi è la serata delle cover.
Che cover, diciamo, è un termine un po' ampio, nel senso che ogni artista può portare la canzone che vuole e cantarla con chi vuole, al punto che quest'anno alcuni dei concorrenti in gara si sono messi tra di loro e portano altre canzoni. Quindi stasera, se non sbaglio, saranno 27 le esibizioni, perché un paio di artisti si sono accoppiati tra di loro e canteranno chi una canzone di Califano, chi una canzone di Pino Daniele, chi una canzone di Righiera, L'estate sta finendo, eccetera, questa eccetera, è eccetera. fantastica. Faremo l'una. Certo, contraddicendo, diciamo, il dogma di Conti, che mi sembra quello di andare abbastanza veloci, cioè, no? Rispetto anche al passato. Ho visto una differenza anche nella volontà di arrivare in fondo abbastanza in tempi umani, ecco. Sì, no, lui da questo punto di vista è svizzero, nel senso che si è preso la missione, bisogna finire in fretta, e devo dire che ha rispettato le premesse, nel senso che tutti noi pensavamo, sì vabbè, lo dice, ma qui facciamo le 3 come sempre. In realtà lui è una macchina, al punto che è arrivato a stroncare chi cerca di portargli via un po' di tempo, quindi le sue conduttrici non possono andare oltre la frase di 3 secondi, perché altrimenti vengono zittite in qualche maniera. Però diciamo che lui è il conduttore fatto e finito, quello che porta a casa la prestazione. Se ti dice che deve finire entro l'una, finisce entro l'una. Beh, questo è, come dire, professionismo. Senti, nella prima serata però, non so tu, ma io, per esempio, ho visto un grande Gerry Scotti, devo dire, cioè, no? Ragazzi, Gerry Scotti, stiamo parlando di monumenti della televisione italiana, lui sembrava proprio a suo agio, no? È vero che arriva da un'altra dimensione, perché effettivamente lui è nato, cresciuto a Mediaset, però sul palco dell'Ariston aveva proprio l'atteggiamento di chi sa padroneggiare qualunque tipo di situazione, e ha fatto Gerry Scotti, perché non ha voluto andare oltre, semplicemente sembrava una puntata del Milionario, ma con le canzoni a fianco. Esatto, esatto. E chissà se, come dire, magari non è l'ultima volta che l'abbiam visto all'Ariston. Questa è una cosa che scopriremo in futuro. Faccio fatica a immaginare perché sai, si è parlato tanto anche della possibilità che la Rai perda Sanremo a partire dalle prossime Sì, stagioni, certo. perché ci sono le concessioni in scadenza, queste cose qua. Io credo che non capiterà mai questa cosa, Tu non lo giudichi sinceramente. verosimile? Ma mi sembra veramente impossibile. Più che altro magari potranno nascere nuovi festival da qualche altra parte, ma non saranno mai il Festival di Sanremo, che nasce e muore a Sanremo, non può esistere da un'altra parte. Certo. Senti, volevo chiederti, senza, scoprire il tuo lavoro anche di valutazione giornalistica, ovviamente che no, però, nel chiacchiericcio che viceversa i colleghi son bravi a fare, organizzarsi in modo serio hai ragione tu, no, ma fare chiacchiericcio secondo me, come dire, siamo Sì. mediamente bravi. Nel chiacchiericcio quali sono i nomi che tornano di più, che sembrano avere i favori del clima, e non dico di singoli colleghi, ma nel clima, quali sono i nomi che girano di più per la vittoria finale? Allora, posto che appunto il televoto potrà sempre comunque stravolgere, quindi insomma è tutto abbastanza relativo, ci sono delle canzoni che le percepisci in odore di podio. Una è quella del giovane Olly, cantante, cantautore ligure, Stavo per tifoso dire della se era il Samp. duo con Benji, ma poi me la son censurata. No, no, non c'entra niente Benji, quello è Benji e Fede, non c'entra niente. Vabbè. No. Passiamo oltre. Olly è da solo, e credo che abbia tante possibilità, quantomeno di arrivare sul podio, quindi mettilo lì, Olly è da podio. Io ti aggiungerei un bel Achille Lauro, che ha Ah, portato una canzone un po' paracula, una ballad ben cantata, e secondo me volerà alto anche lui in classifica. Poi c'abbiamo Giorgia, numero 1 quanto a capacità di non sbagliare neanche una nota, è un bel pezzo. E poi io credo che il caro vecchio Fedez, con questo testo abbastanza intimista, un po' particolare, dove parla delle sue difficoltà, della depressione, piano piano stia facendo breccia. Non mi sorprenderebbe se arrivasse molto, molto in alto. ora, diciamo che un derby Fedez-Achille Lauro apre scenari interessanti anche, come da un punto di vista del gossip, ma non Vedo che sei informato anche su queste cose futili e tendenzialmente per noi del popolo. Tu invece, che sei certo. così altolocato, non pensavo che parlassi di queste cose.
Beh, però è un affair che ha tenuto, no, il paese col fiato sospeso per Eh? 2 settimane. Guarda, non ci dormo la notte. Immagino, per quello che sei andato a letto mezz'ora fa, perché eri angosciato per questa questione. Sì, sì, ieri sera c'era un delirio qua nelle vie incomprensibile, perché il dato di fatto è che al netto di tutto quello che stiamo raccontando, Sanremo è diventato il centro del mondo non solo per una questione di cantanti che cantano, ma anche di attività collaterali. Cioè, a ogni angolo della città succede qualcosa. Sembra un po' un carnevale di Rio, cioè veramente puoi trovare qualunque tipo di situazione, al punto che ci sono anche sosia di Trump che camminano per le vie del centro No, e questo è urlano qualunque cosa. meraviglioso. Ora sì che ti Sì, sì, sì. invidio. Ci sono sosia di Trump in giro per Sanremo così. Ah, io ho visto un biondone col ciuffo, mi è sembrato proprio un sosia di Trump, ma credo che lo fosse perché urlava delle cose un po' in inglese, quindi secondo me ambiva a essere il sosia di Trump. Beh, questo è perché in effetti poi c'è tutto il, no, il Sanremo backstage, o la quotidianità di Sanremo in quei giorni che forse è la cosa più divertente per, no, per te, o no? Sì, ma anche perché ti dico, i cantanti hanno capito che fare marketing di loro stessi è un po' il segreto del successo, quindi ogni cantante si affitta un pezzo di città in qualche maniera, chi una gelateria, chi un lido, chi una pizzeria e crea il suo, diciamo, la sua base per fare un po' di propaganda. Quindi insomma, in ogni angolo della città succede qualcosa e devo dire che ne vedi di tutti i colori, cioè veramente è bello anche farsi solo un giro se uno vuole capire che cosa significa Sanremo, perché io consiglio a tutti di venire a vedere che cos'è l'Italia, perché non, come a Sanremo è impossibile non capire che cos'è l'Italia. E quali sono tu dovresti dire, le caratteristiche principali di quest'Italia riassunta nel guazzabuglio sanremese? Quali sono? Siamo nel delirio più totale, nel senso che ci piace ancora oggi, nonostante il politicamente corretto stia provando a portarci via qualunque cosa, vivere dei nostri difetti, no? Quindi qui si vede l'italiano cacciarone, si vede l'italiano che ama alzare la voce, si vede l'italiano che non vede l'ora che si creino dei casini per creare capannelli e cercare di buttarsi in mezzo, insomma, è un po' tutto un delirio, forse non saremo i più belli del mondo, però insomma siamo fatti così. Sì. Però comunque è una contesa più sentita delle contese elettorali da quello che ci descrivi, ecco. Sì, sì, no, vabbè, qui veramente trovi di tutto. Diciamo che in questo momento Sanremo è, se vogliamo, anche un po' una versione naif di Roccaraso, in un certo, qui non c'è la neve, però insomma se vieni sembra quasi di stare a Roccaraso. Senti, no, chiudo un secondo tornando sulla politica, ma perché ho visto che comunque invece nelle conferenze stampa, insomma, ai nostri colleghi appassiona molto fare domande politiche, no? Nella fattispecie su, oltre alla professione di antifascismo, su Meloni, hanno chiesto a Elodie se Sì. voterebbe Meloni, hanno chiesto a Giorgia di salutare la sua omonima. Ma perché questa ossessione, come dirti, sulla Premier anche a Sanremo? Vabbè, ma lo sai, cioè, se tu sei a Sanremo, no? Quindi Sanremo concentra l'attenzione di tutti quanti. Quale luogo migliore per cercare di creare dei casi anche a livello politico? Dopodiché c'è chi abbocca e chi no, però io posso dirti, io comprendo anche il tentativo di tanti colleghi di creare un po' di caos e casino, perché effettivamente poi ci cibiamo di queste cose qua. Se non ci fosse il collega che alza la mano e fa questo tipo di domanda che magari non c'entra neanche niente, uno dice ma perché devi chiedere della Meloni a Sanremo? Probabilmente non avremmo nulla da scrivere. E invece questa sorta di confusione anche parecchio inutile, quantomeno ci porta a creare dei casi che non esistono, perché poi in realtà che sono tutte situazioni che nascono e muoiono qua, cioè da partire da lunedì parleremo di tutt'altro, nel frattempo in questa settimana facciamo finta che esistono delle situazioni politiche per cui Elodie deve alzare la mano e dire io non voterò mai la Meloni, e vabbè, fa piacere, avanti tutta.
Sì, sì, è una settimana un po' un alto spazio-tempo questa settimana, diciamo. E comunque io penso che purtroppo, cioè, Georgia sia sfavorita per il nome, perché poi tutti i quotidiani dovrebbero titolare Vince Georgia. Sai che non ci avevo pensato, effettivamente, effettivamente il rischio c'è e quindi non lo so, magari invece vince un'altra volta Georgia, sarebbe clamoroso. Il rischio è che vinca anche quest'anno come l'anno scorso la noia, solo che l'anno scorso era il titolo della canzone, quest'anno in generale è diciamo, una situazione abbastanza generica di non fatti che non stanno capitando. Vero, vero. E allora, al di là dei non fatti, io in chiusura però non posso non chiederti il tuo autorevolissimo pronostico. Allora, io credo che vincerà Olli, il giovane Olli, che se Attenzione. la giocherà con Achille Lauro e Giorgio. Beh, qui mettiamo agli atti perché poi ti richiamiamo lunedì se le cose non sono andate così. Io sono qua a disposizione, non scappo Giovanni, come ben sai. Vice... Tanto domenica sera c'è una cosa molto più importante del Festival di Sanremo, ovvero Juventus-Inter. E poi se vuoi ci sentiamo anche lunedì. Ah, vero, vero, no, ti faccio molti auguri per questo appuntamento di domenica. E io ricambio con affetto. E commenteremo anche questo, ma invece non ti chiedo il tuo pronostico sulla Champions League. No, è troppo presto per la Champions League. La Champions League è roba per squadre troppo più in su di noi, il Real Madrid, il Bayern di Monaco. Noi siamo lontani da questo mondo. Beh, abbiamo celebrato l'italianità e quindi non potevo anche chiudere con la tua scaramanzia palese, proprio smaccata. Eh, Mi sembra doveroso. ti ringrazio molto di essere stato con noi. Ciao direttore, un abbraccio a te e un abbraccio a tutti. Buon lavoro, ciao.